del turismo con tassi di occupazione degli alberghi ai minimi storici, il grido di Federalberghi Veneto senza sostegni, tra qualche settimana saremo costretti a licenziare. Introdurre o potenziare i turni di notte per abbattere i costi del rincaro energia, la soluzione adottata in questi giorni da numerose piccole e medie aziende, l'allarme della CGA di Mestre. In tutte le ULSS venete un weekend di open day dedicati alla vaccinazione della fascia 5-11 anni. Un infettivologo infantile spiega la sicurezza dell'immunizzazione dei piccoli. A Cairano San Marco l'addio al 25enne elettricista di Vedelago morto sul lavoro, 2 comunità strette, la giovane moglie e i 2 figli piccoli. Eri splendido, impareremo ad amarti anche se non ci sei più. La notte tra il 15 e il 16 gennaio di 6 anni fa l'omicidio di Isabella 90, il corpo della segretaria non è mai stato ritrovato. Il fratello Paolo ha presentato domanda al giudice per dichiarare la morte. Si è aperta nel ricordo di David Sassoli l'assemblea regionale del PD che ha confermato ufficialmente l'elezione di Andrea Martella, nuovo segretario regionale del partito. Ultimo giorno di apertura per il negozio Pinarello di Piazza del Grano a Treviso, un tempio del ciclismo che lascia un vuoto per tanti trevigiani che oggi sono arrivati in centro a salutare la bottega simbolo della bici in città. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La crisi del turismo in primo piano, turismo che dopo le vacanze di Natale è precipitato in un periodo difficilissimo con tassi di occupazione degli alberghi ai minimi storici. A lanciare l'allarme è Federalberghi Veneto senza sostegni, dice il presidente Massimiliano Schiavon. Tra qualche settimana saremo costretti a licenziare. La prima drammatica conseguenza, in caso di mancato rinnovo della cassa integrazione, purtroppo ci sarà il rischio di numerosi licenziamenti. Senza sostegni il sistema non regge. A lanciare l'allarme è Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Ancora qualche settimana, dopodiché, se non arriveranno misure concrete, gli imprenditori saranno costretti a lasciare a casa i dipendenti. La successiva conseguenza è quella di vedere molte aziende che di fronte al rincaro dei costi, soprattutto anche quello delle bollette, delle utenze in generale, possano decidere di tenere chiuse le proprie aziende piuttosto che mantenerle aperte e quindi rinnovando i contratti ai propri lavoratori. Dopo la fiammata delle vacanze di Natale, con buoni tassi di occupazione delle stanze negli alberghi, la situazione è ora drammatica. Purtroppo al termine delle festività e delle vacanze siamo ripiombati su occupazioni che rappresentano il 10%, con qualche picco nei weekend, ma assolutamente insufficienti per sostenere il sistema. Oltretutto è da diverso tempo che stiamo chiedendo al governo l'attenzione soprattutto sul rinnovo dei sostegni al nostro settore, che è quello in assoluto più colpito e che vede la totale assenza del mercato internazionale. Credito d'imposta sugli affitti, esonero dal pagamento dell'IMU, moratoria sui mutui e cassa integrazione Covid sono, secondo Federalberghi, indispensabili per consentire alle aziende del settore di superare questo periodo e poi ripartire quando la situazione lo consentirà. Se questo non avverrà, nelle prossime settimane saranno sicuramente giorni particolarmente difficili per il nostro settore. E ancora l'economia, perché le piccole aziende pagano l'energia elettrica al 75,6% ed il gas il 133,5% in più delle grandi. Questo differenziale a scapito dei piccoli colpisce anche le realtà di pari dimensioni presenti nel resto d'Europa, sebbene negli altri paesi questo gap sia più contenuto del nostro, lo rileva la CGA di Mestre basandosi sui dati Eurostat relativi al primo semestre del 2022. Questa, continua la CGA, è un'ulteriore dimostrazione che l'Italia non è a misura di imprese piccole, che sono il 99% delle aziende e danno lavoro al 60% degli addetti del settore privato e sono la componente caratterizzante il Made in Italy nel mondo, ma continuano ad essere ingiustificatamente discriminate. Molte di queste realtà hanno deciso in quest'ultima settimana di introdurre o di potenziare il turno di notte per abbassare i costi dell'energia. Il Covid, ora open weekend di vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni, una lunga fila questa mattina all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove tante famiglie hanno approfittato del sabato e dell'accesso libero per vaccinare i bambini. Vaccino perché
sta male tutti e io ho i costumi di supereroi, quello di tutti. E anche l'attestato di coraggio per questo bambino che, come molti altri piccoli trevigiani, è stato vaccinato contro il Covid-19 nella mattinata di accesso libero organizzata dall'ULSS 2 al Cafoncello per la fascia 5-11 anni. Un'affluenza ben oltre le aspettative, come raccontano le immagini della lunga fila nei corridoi. Molti i genitori che hanno approfittato del sabato per portare i figli a fare la prima dose, complice forse una prima settimana di scuola che ha riproposto in modo prepotente la diffusione del contagio tra bambini e ragazzi. Per la loro salute, per la salute dei nonni, per la salute delle persone che andiamo magari a trovare che hanno un'età e un problema magari cronico, quindi per tante cose. Decisione giusta, al parer mio. Con paura, come tutti, ma anche quando l'ho fatto io avevo paura, però ho più paura di portarlo in ospedale perché sta male. Il papà che aspetta fuori? Sì. Aspetto fuori mia figlia che è entrata con la mamma perché può entrare solo un accompagnatore, con la speranza che usciamo da questa pandemia e magari possiamo toglierci di nuovo questa mascherina e tornare alla normalità. Ci sembra l'unica possibilità di tornare un po' a far tutti una vita un po' come era prima, diciamo, la speranza è quella. In questo momento è l'unico modo per tenere liberi i reparti di intensiva, soprattutto per chi ne ha realmente bisogno, anche per cose diverse dal Covid. Non vedevamo l'ora, anzi abbiamo dovuto aspettare perché eravamo all'estero per le vacanze di Natale, quindi abbiamo terminato isolamento. Io avevo appuntamento per il 20, ma quando ho sentito che c'era l'Open Day siamo venuti subito, ovviamente. I bambini sono bravi? Sì, i bimbi sono bravi e super coraggiosi. C'è moltissima gente oggi. C'è molta gente, diciamo per fortuna, ecco. Sono più coraggiosi maschi o femmine? Bella domanda, secondo me un po' di più le femmine. Insieme al personale sanitario dunque anche i volontari di Giocare in Corsia. Per fare che anche questo momento così impegnativo per la famiglia possa diventare un momento di gioco e possa diventare soprattutto di dare un po' di tranquillità ai bambini che stanno entrando. Nel pomeriggio centri vaccinali riservati ai bambini anche a San Vendemiano, Villorba e Asolo dalle 14 alle 19 e in queste stesse sedi si replicherà domani. Credo che visto i risultati di oggi continueremo a fare ulteriori giornate per i 5-11 proprio per implementare questa fascia di popolazione di minori che effettivamente ha una percentuale di vaccinazione ancora bassa. E i vaccini per i bimbi sono sicuri? A rassicurare i genitori l'infettivologo dell'azienda ospedaliera di Padova che ci illustra i dati di un importante studio che è stato proprio appena realizzato in America. Nel giorno in cui tutto il Veneto è scattato l'Open Day per i vaccini ai bambini arrivano anche importanti rassicurazioni sulla sicurezza del vaccino per i piccoli. A spiegarlo è il professor Carlo Giaquinto, infettivologo infantile dell'azienda ospedaliera di Padova. Uno studio che è stato effettuato su circa 9 milioni, quindi un numero gigantesco, di bambini negli Stati Uniti dai 5 ai 12 anni che sono stati vaccinati con il vaccino mRNA della Pfizer. Ecco, questo studio che ha valutato la sicurezza della vaccinazione ha indicato come gli effetti collaterali e anche piuttosto lievi sono estremamente rari. Rari cosa vuol dire? Vuol dire che gli effetti collaterali riferibili alla vaccinazione, tutti reversibili, sono su 1 su 100.000 dosi somministrate, cioè un numero estremamente basso. Ancora più rari sono i casi di miocardite collegata al vaccino, un rischio addirittura più basso rispetto all'adulto. Si sono riscontrati su circa 9 milioni di dosi effettuate 11 casi di miocardite, quindi circa una su 1 milione di dosi, che è un rischio estremamente basso. E tutti questi casi sono stati casi che poi sono regrediti spontaneamente. Quindi di fatto questa vaccinazione è estremamente sicura, diciamo molto più sicura, se mi si permette, nei bambini come rischio di effetti collaterali rispetto agli adulti. Grazie alle vaccinazioni invece si sta osservando una diminuzione dei casi di MIS-C, la sindrome long Covid diffusa soprattutto nell'età pediatrica che provoca gravi conseguenze anche a livello cardiaco. La vaccinazione in questa fascia di età si è rivelata molto efficace, è molto probabile, anzi uno dei motivi per cui si vedono meno casi di MISC è sicuramente perché esiste una copertura vaccinale soddisfacente nella fascia di età dai 12 ai 19 anni.
È tornato oggi a manifestare il movimento Veneto No Green Pass a Padova nel pomeriggio, la prima manifestazione dopo la pausa natalizia e dopo le nuove decisioni del governo che ha imposto l'obbligo vaccinale per gli over 50 e allargato l'uso del Super Green Pass. In piazzetta Sartori i manifestanti erano circa 500, non tutti con la mascherina come imposto dalle prescrizioni della questura, solo comizio senza corteo per le vie del centro visto che il Veneto è in zona gialla. Sul palco molti interventi, tra di loro anche una studentessa che ha spiegato come sia cambiata la sua vita da quando ha deciso di non vaccinarsi. La cronaca ora sarà l'autopsia disposta per la prossima settimana a stabilire che cosa sia successo in via Saloni a Chioggia, dove mamma e figlia sono state ritrovate prive di vita a diversi giorni di distanza dalla morte. Ancora da decidersi la data dei funerali per la tragedia della solitudine ribattezzata come il dramma ai Saloni di Chioggia. Si attende infatti l'esito dell'autopsia su madre e figlia, rispettivamente Nadia Vianello, 80 anni, e Barbara Boltolina, 51, per capire le esatte cause del decesso delle donne, e risalente per entrambe a una decina di giorni fa, con il fatto scoperto però soltanto giovedì pomeriggio, 13 gennaio, in seguito all'allarme lanciato dai vicini. Sì, il signore al terzo piano, ci siamo messi d'accordo tutti e abbiamo dato l'allarme. Il vicinato non incrociava la figlia a uscire a fare la spesa da troppo tempo, raccontano dal palazzo di via Saloni 48. Mi riconoscevo perché abitavo qua e basta, tutto lì. Persone erano? Un po' chiuse di carattere, un po' chiuse, sì, quello sì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare sia stata l'anziana mamma, Nadia, a spirare per ultima e ritrovata nel suo letto. Già sofferente e con gravi problemi di mobilità, potrebbe aver cercato di fornire aiuto alla figlia, Barbara, colta da improvviso malore e giacente a terra dopo aver sbattuto violentemente la testa, costringendosi a sua volta la mamma ad alzarsi dal letto in un atto di estrema forza, pur non avendone a disposizione per chiamare a sua volta aiuto per se stessa. Eliminare le disuguaglianze sociali e avere il coraggio di tendere la mano. L'appello del sindaco per fronteggiare possibili nuove emergenze prima che possano sfociare in drammi quali questo. Anche i vicini sono comunque tenuti, insomma non sono obbligati, però per una questione morale, di coscienza, di avvisare comunque i servizi sociali, ma anche lo stesso sindaco o le forze dell'ordine, mantenendo comunque l'anonimato. Ecco. Quindi è giusto comunque informare le istituzioni, non si può sempre pensare di fregarsene. Secondo quello che è stato finora possibile ricostruire della tragedia che ieri a Fara di Feltre ha portato alla morte del 52enne Ivan Gaio, a far scoppiare le fiamme sarebbe stato il surriscaldamento del tubo di una vecchia stufa. Gaio era dipendente della Maitex ed impegnato nella protezione civile, lascia la moglie e 2 bambini piccoli. Appena scattato l'allarme, l'uomo è corso per tentare di domare il rogo, entrando con un estintore nella rimessa che veniva utilizzata come deposito attrezzi, ma l'ambiente era già saturo di fumo ed il 52enne avrebbe perso i sensi a causa del monossido di carbonio. Il suo corpo carbonizzato è stato rinvenuto non appena i vigili del fuoco hanno spento l'incendio della struttura, che nel frattempo era collassata. E questa è al momento l'ipotesi più probabile sulla dinamica della tragedia che ieri ha sconvolto l'intera comunità feltrina. 6 anni fa il delitto a Padova di Isabella Noventa. Ora lo Stato dovrebbe dichiarare la morte della donna, il corpo della quale non è mai stato ritrovato. 6 anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, veniva uccisa Isabella Noventa. Il corpo della segretaria di Albignasego non è mai stato ritrovato e ora, a 6 anni dal delitto e dopo la conferma della Cassazione a fine 2020 della condanna dei fratelli Deborah e Freddy Sorgato e della tabaccaia Manuela Cacco, lo Stato dovrebbe dichiarare la morte della donna. Il fratello Paolo Noventa, tramite il suo avvocato, ha confermato che ha presentato la domanda al giudice per dichiarare la morte e tra pochi mesi dovrebbe arrivare il documento di decesso avvenuto. Nel frattempo, in carcere, i fratelli Sorgato, condannati entrambi a 30 anni per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere, non hanno mai mostrato pentimento e non hanno mai fatto ritrovare il corpo della povera Isabella.
In un primo momento avevano detto che Isabella era morta a seguito di un gioco erotico finito male e di averla gettata nel Brenta. Una versione che non ha mai trovato riscontro e che non ha mai convinto gli inquirenti. Durante le ricerche nel fiume era morto anche un sommozzatore della Polizia di Stato. L'unica a fare delle ammissioni sul delitto era stata Manuela Cacco, la tabaccaia di Campo Nogara, ex amante di Freddy, che nelle ore seguenti al delitto aveva anche indossato il giubbotto di Isabella ed era andata a passeggiare a Padova facendosi immortalare dalle telecamere cittadine per simulare un allontanamento volontario della segretaria di Albignasego. Dopo l'arresto avvenuto il 16 febbraio 2016, la Cacco confessò che Isabella invece era stata uccisa e colpita alla testa da Deborah Sorgato in casa di Freddy. A Cairano San Marco, ora nel Trevigiano, dove oggi pomeriggio si sono celebrati i funerali del 25enne elettricista di Vedelago morto sul lavoro lo scorso 5 gennaio. Tra la folla commossa per l'addio ad Andrea Soligo, anche il figlioletto di 4 anni, tra le sue mani un cartellone con la scritta "Papà ti amiamo". Poco lontano la sorellina di 2 anni. Sono centinaia gli amici radunatisi presso la chiesa di Cairano San Marco per l'ultimo sofferto addio ad Andrea Soligo, il 25enne elettricista di Vedelago, morto lo scorso 5 gennaio nel tragico infortunio a Tezze sul Brenta, ancora increduli per quanto successo al giovane padre. Sopra il feretro la maglia del suo idolo Valentino Rossi, che ha voluto salutarlo con un messaggio in questi giorni: "Ciao Andrea, ovunque tu sia, ti mando un abbraccio forte forte". Presenti in chiesa anche il sindaco di Cairano ed il sindaco di Vedelago. Ad officiare la messa di suffragio Don Antonio, parroco di Vedelago, ed il parroco di Cairano, Don Roberto. La morte di Andrea, improvvisa, tragica, ci lascia tutti senza parole, con un cuore pieno di amarezza. Dopo l'omelia, la moglie Giorgia Nicola ha voluto esprimere l'amore e l'immenso dolore che prova per la perdita del suo Andrea, con il supporto della voce di un'amica. Anche se non sei più qui con noi, ci insegnerai ad amarti in modi diversi. Basta solo che tu continui a farmi da spalla e ad accompagnarmi nel difficile cammino che dovrò affrontare senza di te. Ai bambini manchi tremendamente, ma nel loro piccolo colmano il grande vuoto che hai lasciato, salutandoti ogni giorno guardando il cielo, abbracciando il maglione che profuma di te. Sei e sarai sempre l'amore della mia vita. Ciao Andrea, fai sorridere il cielo. Gli amici, finita la funzione, hanno voluto poi accompagnare Andrea in corteo fino al cimitero. Ed ora lì nella regia ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto. Si è aperta con il ricordo di David Sassoli, l'assemblea regionale del PD, che ha confermato ufficialmente l'elezione di Andrea Martella, nuovo segretario regionale del partito. Per lui il pieno sostegno è arrivato da Enrico Letta. Di proclamare segretario del Partito Regionale Veneto Andrea Martella. Con l'86% dei consensi Andrea Martella è stato eletto nuovo segretario regionale veneto del Partito Democratico. La nomina ufficiale nella sede regionale del PD a Padova. A causa dell'andamento dei contagi, l'assemblea ha riunito tutti via streaming con un collegamento da Roma del segretario nazionale Enrico Letta, che ha manifestato tutto il suo sostegno al nuovo gruppo dirigente del partito regionale. Io considero la partita di Veneto una partita fondamentale per dare credibilità alle scelte nazionali del partito stesso. Non possiamo essere marginali in Veneto se vogliamo ambire ad avere un ruolo di guida a livello nazionale. Andrea Martella ha raccolto un buon consenso. Su 9.354 iscritti PD hanno votato per lui quasi 5.000. Unico candidato dopo l'esclusione di Laura Puppato per alcune irregolarità nelle firme e che comunque siederà in direzione. Martella ha alle spalle 4 legislature da parlamentare ed è stato coordinatore della segreteria di Zingaretti.
Da oggi davvero voglio che cominci una nuova storia per il PD del Veneto, quella di un partito unito, di cui si parli bene per le proposte che fa, di un partito che sappia rappresentare la società veneta, dimostrando di essere dalla parte dei veneti e sappia tornare ad essere un protagonista della politica in Veneto. Lo faremo con un lavoro incessante di proposte, di attività sul territorio, sui temi principali che andranno dall'autonomia a quelli relativi allo sviluppo economico e al lavoro. Questi temi centrali per tornare a dialogare e instaurare un forte legame con il territorio, anche alla luce dei 2 impegni elettorali importanti, le prossime amministrative per Padova e Verona. Padova città da riconfermare con il sindaco Giordani e Verona da strappare al centrodestra. Ma Martella dovrà iniziare fin da subito a lavorare anche per le prossime regionali per trovare un candidato forte. Noi ci dovremmo far trovare pronti nel 2025, se necessario anche prima, e quindi da subito inizieremo a lavorare per mettere in campo, come ho detto, un nostro progetto alternativo a quello delle destre e alla Lega, e il nostro obiettivo è lavorare perché alle prossime elezioni regionali ci possa essere una svolta nel Veneto. E continuiamo con la politica, caos in casa Lega per la scelta del candidato alle prossime amministrative padovane. L'ex vicepresidente della provincia Marcello Bano contesta la scelta di Peghin e propone Roberto Marcato. Le prossime amministrative padovane stanno agitando le acque in casa Lega. La scelta dell'imprenditore Francesco Peghin come candidato sindaco proposto dai vertici del partito non piace a un'ampia parte del carroccio padovano. A dirlo, senza tanti giri di parole, Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana. Il candidato migliore in questo momento tra la brutta coppia di Giordani e Roberto Marcato è Roberto Marcato, ma è una cosa talmente naturale che mi pare impossibile che non sia stata discussa tra i membri della Lega, tra i sostenitori, i militanti della Lega, visto che dopo dovremmo fare noi la campagna elettorale. Ecco, secondo me la Lega deve incominciare a ripartire i territori dalla base e deve incominciare ad ascoltare il territorio prima di calare decisioni dall'alto. Bano propone come candidato sindaco per Padova l'assessore regionale Roberto Marcato e contesta il metodo di scelta dei vertici leghisti che hanno fatto un nome senza una discussione. Il metodo è quello di ascoltare la gente. A me non mi interessa se il candidato è della Lega, di Fratelli d'Italia, a me interessa che il candidato sia vincente, quindi bisogna ascoltare i militanti, bisogna ascoltare la gente. Nel caso specifico di Padova, una figura che scalda i cuori, che piace alle periferie, che piace ai cittadini, è indubbiamente l'assessore regionale Roberto Marcato, piace. Per queste parole, ora, l'ex vicepresidente della provincia potrebbe rischiare un provvedimento disciplinare del suo partito e forse anche l'espulsione. Torniamo a Treviso ora. Oggi è stato l'ultimo giorno di apertura per il negozio Pinarello di Piazza del Grano, un tempio del ciclismo che lascia un vuoto per tanti trevigiani. Da Bartali a Indurain a Froome hanno tutti varcato la porta di questo negozio, quindi sono stato veramente privilegiato di condividere un'esperienza così. Dopo 70 anni il negozio Pinarello di Piazza del Grano chiude i battenti e cala il sipario su un pezzo di storia del ciclismo in città, vetrina mondiale di tour, giri, tappa di pellegrinaggi da tutto il mondo. Da quando la mitica maglia nera di Nani, era il 1951, è diventata la storia di un'impresa che ha portato il nome Pinarello nell'Olimpo della bici. Tutta l'attività si sposta a Villorba, scelta di marketing della nuova compagine, socio di maggioranza un fondo internazionale, ma in città oggi resta profonda tristezza. Lo storico responsabile del negozio Fabio Guglielmini alla vigilia della pensione è commosso. Stiamo raccogliendo tanto affetto dai nostri clienti che ci chiamano continuamente e attestati di stima e di affetto non mancano, insomma, dai. Un'uscita di scena triste ma non disperata. Ed in tanti oggi sono andati per l'ultima volta in negozio. È un negozio storico, per cui insomma
in centro a Treviso, è un dispiacere non vederlo più. A malincuore, esatto, sì, perché personalmente ho lavorato qua, quindi sento molto triste per questo chiudere, però se è stato deciso così immagino dovesse essere fatto, quindi. È un po' triste, se devo dire la verità, perché era un'istituzione. In chiusura anche magazzino e officina, dove generazioni di trevigiani hanno portato le bici a riparare. Proprio un tempio del ciclismo e della riparazione del ciclismo, perché loro veramente mettono mano su tutto, qualsiasi cosa che altrove mi avevano detto no, assolutamente. Ecco qua invece si fa tutto. Venivo qua quando c'era suo papà che mi insegnava come si aggiustavano le biciclette, quindi per me è un punto di riferimento da sempre, proprio da quando sono nato. All'ora dell'aperitivo arriva in bici Fausto Pinarello con un gruppo d'amici ed il sindaco Conte, che spera in una rinascita di questo spazio in centro città. Dovremo parlare con Fausto, ma insomma confido nel suo amore nei confronti del ciclismo e della città in modo particolare, perché uno spazio così nel cuore della città davvero può diventare un punto di attrazione anche culturale e sportivo. L'idea che si affaccia è quella di un museo della bicicletta. Un museo delle biciclette storiche del Cicli Pinarello sicuramente, abbiamo tante vittorie, con 30 grandi giri vinti, abbiamo tutte le biciclette, non ultime quelle del Giro di Francia, quelle del Giro di Ganna, delle Olimpiadi, ritrovate, le bici rubate ritrovate, di Miguel e tutte Chiamurri, che fino alla prima di Marino Basso, la prima vittoria del 66, e la Graziella del mio papà, perché no? È ancora qui. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per domani con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Il robusto anticiclone che occupa gran parte dell'Europa comanda il tempo sulla nostra penisola e dunque anche sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 16 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto, senza piogge, tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nebbia nelle ore più fredde sulla pianura. Inoltre la stabilità che si protrae da giorni, unitamente all'assenza di vento, stanno causando un nuovo aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Diamo uno sguardo però alle temperature, che saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra -2 e 1 grado, massime sugli 8-9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, cielo sereno solo con qualche nube ma del tutto innocua. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali foschie sulle vallate alpine al mattino, a seguire tanto sole dappertutto. Temperature minime intorno a -2, 1 grado, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.